Un piede avanti all'altro e il Veneto è già pronto a correre dopo il riposo forzato del lockdown. Dopo le riaperture si fa sempre più importante il tema del trasporto pubblico, le cui limitazioni non possono più rispondere alle esigenze di una regione che si è rimessa in moto. E Zaia annuncia che chiederà Presa di posizione da parte delle regioni rispetto al trasporto pubblico locale. Cioè siamo convinti del fatto che se in auto giri in 4 o in 5 con la mascherina, se non sei convivente, al ristorante idem, e in qualsiasi posto se c'è assembramento vai con la mascherina, inutile vivere di romanticismo su ste robe, non funziona, nel senso che treni non ce ne sono. importanti novità anche per quanto riguarda i centri estivi per i bambini fino a 3 anni. Noi stiamo preparando un'altra ordinanza in settimana e spero che si risolva la partita dei 0-3. La partita degli 0-3 è la partita importante, sto parlando di centri estivi e quindi di tutto quello che è l'accoglienza e l'accudire questi bimbi dai 0 ai 3 anni. Voi sapete che sono lì nel limbo, noi abbiamo approvato come regioni le linee guida, però a tutt'oggi il governo non ci ha dato alcuna approvazione.